Antonio Lucchi è l'autore delle tavole della monografia di Vincenzo Cossu. Com'è nata questa collaborazione? Niente, è nata che ero a casa giocando ai videogame, come più delle volte faccio quando sono a casa, e Vincenzo mi ha chiamato e mi ha proposto questo bellissimo progetto legato alla musica, che è un'altra delle mie passioni, forse anzi la mia primissima passione in assoluto, e a un gruppo a cui tengo particolarmente come i Queen, con cui sono cresciuto fin da bambino, li ascoltavo. È stato veramente un grande privilegio, insomma, poter partecipare a questo progetto e soprattutto poi con un amico di lunga data come Vincenzo. È stato divertentissimo, faticoso come sempre è il processo creativo, per cui trovare le idee non è tanto poi il disegno in sé, cioè mettere giù il segno, quanto più trovare la giusta idea, e in questo devo ringraziare da una parte Vincenzo perché mi ha dato degli input fenomenali a partire dalla copertina, che ha vissuto diverse poi variazioni, e devo dire anche la mia compagna, in quanto grandissima appassionata di Queen, in momenti di maggiore difficoltà mi toglieva fuori delle idee meravigliose. Voglio citarne una perché mi è sembrato un aneddoto divertente, quello dell'ultima illustrazione legata a Bohemian Rhapsody al film. Ho scoperto grazie a lei che Freddie Mercury si divertiva tantissimo lungo i viaggi nel tourbus a giocare a Scarabeo, era un agonista di Scarabeo, una volta ha perso con quelle due letterine che poi vedrete nell'illustrazione, E N. Quello è stato il punto con cui avrebbe voluto vincere la partita, per cui ci sono tanti richiami poi alla vita di Freddie e dei Queen all'interno delle illustrazioni, vanno cercate, però insomma ci sono questi messaggi subliminali, diciamo, per gli appassionati.